Abbandonato il mare, il giro fa ritorno in Piemonte. Michelotto, Lievore e Galera introducono, con un abbozzo di fuga, la fase decisiva della tappa lungo il circuito di Valenza Po. Sul ricongiungimento allungano Brunetti e Grassi, ai quali si aggiungono Momegne, Brands e Grosskost. La fuga è sostenuta con incredibile ardore dai 5 assaltatori, i quali, sincronizzato il passo, resistono disperatamente alla caccia del gruppo, riavvicinato a non più di 20 secondi. Sembra ridursi ad una questione privata fra Grosskost e Brands, ma all'ultimo istante, sull'estrema sinistra, esce vittorioso lo spagnolo Momegne, un piccoletto malizioso nella patria di Costante Girardengo. Willy Plancard batte in volata il gruppo che rinviene a catapulta. Dietro al Belca si classificano Motta, Merckx, Neri, Durante, Miglioli, Bitossi e Basso.